Che cosa ha significato per una donna essere deportata in un lager nazista? E perché le donne non hanno parlato per decenni della loro esperienza? Non si tratta qui evidentemente di creare delle categorie, ma di definire quella che è stata la peculiarità della deportazione femminile. Che le donne deportate sono state offese e ferite come persone, come donne, come madri, come figlie, come sorelle. Ogni aspetto del femminile è stato violato. Tutte le testimonianze riportano con sofferenza l'umiliazione della nudità esibita di fronte ai soldati che le irridevano, perché non dobbiamo dimenticare che in quel periodo storico, parliamo degli anni 40, alla donna veniva assegnato un determinato ruolo ed era il ruolo di essere una moglie, una madre, una figlia, una sorella, e quindi il loro comportamento doveva essere decoroso, dovevano avere cura di sé, dimostrare pudore, e questo corrispondeva ad avere un codice di comportamento per non essere criticate dalla società stessa. Quindi noi possiamo immaginare queste donne improvvisamente cadute e precipitate in un universo concentrazionario nazista, di cui non capivano le regole e spesso, molto spesso, non capivano nemmeno la lingua. Essere donna ha significato anche avere le conseguenze di un'interruzione forzata del ciclo mestruale, che è avvenuta quasi subito, sottostare a visite ginecologiche ed a esperimenti medici finalizzati alla cura della sterilità o alla cura per il cancro alla cervice uterina, tutte terapie che sarebbero state utili per le donne tedesche. Oppure ancora esperimenti sul corpo in modo che si procurasse un'infezione per cercare poi il rimedio di quella che diventava cancrena gassosa. Ed era esattamente ciò che avveniva ai soldati quando venivano colpiti da una granata. Quindi trovare l'antidoto, la cura per questa malattia sarebbe stato importante per tutti i militari tedeschi che si trovavano al fronte. Ma essere donna significava anche essere sottoposte ad aborto quando si arrivava al campo in stato di gravidanza. Oppure, nel caso in cui la gravidanza fosse portata a termine e il bambino nasceva, vederlo uccidere davanti ai propri occhi, oppure vederlo morire di stenti. A tutto questo si aggiunge il lavoro forzato, perché anche le donne sono state manodopera per l'industria bellica tedesca. Ma il lavoro forzato era anche nei boschi per il taglio della legna, era nelle costruzioni, spingendo dei pesantissimi carrelli di ferro ripieni di sabbia, oppure nella baracca della Siemens, perché la Siemens aveva creato un insediamento industriale a Ravensbrück, campo femminile, così come in altri campi, per la produzione di materiale bellico. Quindi le donne sono state sottoposte a ore e ore di lavoro o nel gelo dell'inverno della Germania del Nord, oppure con turni di 12 ore di giorno alternati a 12 ore di notte in fabbrica. Nonostante però queste fatiche, le testimonianze riportano anche un grande lavoro di solidarietà tra le donne, che si sono aiutate le une con le altre, anche a proprio rischio e pericolo,
Non solo, ma in più quello che molte donne hanno fatto era anche, in qualche modo per riscattare se stesse, operazioni di sabotaggio. Il ritorno delle sopravvissute invece ha corrisposto ad un triste capitolo che risponde alla seconda domanda che ci siamo fatti: perché le donne non hanno parlato per decenni. Per le deportate politiche, che in Italia era la maggior parte, si aggiungeva l'accusa di essersi occupata di qualcosa di cui non avrebbero dovuto occuparsi, cioè della resistenza, perché le donne dovevano restare a casa. Mentre noi sappiamo benissimo il ruolo che hanno avuto le donne durante la resistenza e il valore che questo ruolo ha avuto, sia come collegamento tra i partigiani, ma anche per il lavoro di cura, per il cibo, per la protezione in caso di fuga o di ferimento. Voglio qui ricordare per tutte, come resistenza non armata, il lavoro di resistenza della famiglia Baroncini, 3 sorelle, la madre e il padre. Le 3 sorelle si occupavano di scrivere a macchina e di ciclostirare gli articoli nei giornali clandestini della resistenza per poi distribuirli nelle campagne vicino a Bologna. A causa di questa attività e in conseguenza di una spiata, le ragazze, la madre e il padre sono stati tutti arrestati, imprigionati e deportati. Le 4 donne saranno deportate a Ravensbrück e torneranno soltanto in 2. È una storia esemplare di quella resistenza di cui poco si è parlato e poco si parla. Però al ritorno, dicevamo, le donne scopriranno che da coloro che avrebbero dovuto accoglierle al ritorno dai campi non hanno trovato né domande né solidarietà, ma al contrario un muro di incredulità e anche di accuse, soprattutto legate a quella velata insinuazione per la quale, se sono tornate, a differenza di altri, è perché evidentemente hanno offerto il proprio corpo per la salvezza. Questa era un'offesa troppo grande per le donne per essere accettata. E la conseguenza inevitabile è stato che le donne non hanno parlato per decenni. La loro esperienza di deportazione si è quindi appiattita sulla deportazione maschile, senza quei distinguo che invece, come abbiamo spiegato, sarebbero stati doverosi. Al loro ritorno, le donne riprendono il loro ruolo all'interno della famiglia come se quella che hanno vissuto fosse stata una parentesi della vita. Ma l'impossibilità di condividere questa esperienza ha rappresentato per le donne un'ulteriore violenza, perché questo trauma subito l'hanno chiuso dentro loro stesse e perché hanno scoperto che il lager per loro è stata una colpa e questo esigeva il silenzio.